soppresse e sistemazione in vagoni sovraffollati. Le immagini di uno dei passeggeri che testimoniano questi disagi. Vediamo tutto nel servizio di Orazio Leppo. Viaggiare in treno nelle ore di punta è sempre più complicato per i pendolari della Messina-Catania-Siracusa. Tra ritardi e disservizi raggiungere il posto di lavoro in orari è quasi impossibile, senza considerare la qualità del viaggio. Sono solo alcuni disagi denunciati dal Comitato Pendolari Siciliani sul piede di guerra dopo l'ultimo episodio accaduto oggi al treno delle 6:47, il Fiumefreddo Catania-Bicocca, meglio noto come il treno dell'ST. Tutto documentato con i telefonini. Soppresso per un disservizio tecnologico, viaggiatori costretti a prendere il treno successivo ma fino a Catania, quindi bus per la stazione di Bicocca ed ennesimo ritardo da giustificare e recuperare in azienda. Circa 1 migliaio di pendolari sono dovuti rientrare su Catania con oltre un'ora di ritardo per un problema al sistema tecnologico di Trenitalia. Cioè non è possibile che la tecnologia che dovrebbe dare l'opportunità di migliorare i servizi invece vada a procrastinare e a condannare quello che è il traffico ferroviario in Sicilia. Quotidianamente sulla Messina-Catania-Siracusa viaggiano circa 6.000 pendolari, in Sicilia sono oltre 60.000 le persone che si affidano al treno per raggiungere i luoghi di lavoro o di studio tra mille difficoltà. Non serve l'alta velocità in Sicilia, non serve il raddoppio della Catania-Palermo, serve invece ammodernarla con quelle cifre che erano scaturite da quell'operazione provocatoria Frecciarotta, con i 30, i 20, i 100 milioni di euro, ammodernare e velocizzare la Catania-Palermo e portare i tempi al di sotto delle 2 ore e 40. Ed è tutto, buon pomeriggio, c'è il meteo. La difficile vita dei pendolari, vi mostriamo le immagini dell'ennesimo disservizio patito dai tanti utenti del cosiddetto treno dell'ST. Orazio Leppo. Comitato Pendolari Siciliani sul piede di guerra dopo l'ultimo episodio accaduto in una fredda mattina di gennaio. Soppresso per un disservizio tecnologico il treno delle 6:47, il Fiumefreddo Catania-Bicocca, meglio noto come il treno dell'ST. Tutto documentato con i telefonini. Circa 1 migliaio di pendolari sono dovuti rientrare su Catania con oltre un'ora di ritardo per un problema al sistema tecnologico di Trenitalia. Cioè non è possibile che la tecnologia che dovrebbe dare l'opportunità di migliorare i servizi invece vada a procrastinare e a condannare quello che è il traffico ferroviario in Sicilia. Viaggiare in treno nelle ore di punta è sempre più complicato per i pendolari della Messina-Catania-Siracusa. Tra disservizi e ritardi, raggiungere il posto di lavoro in orari è quasi impossibile, senza considerare la qualità del viaggio. Sono solo alcuni disagi denunciati dal Comitato dei Pendolari Siciliani. Non serve l'alta velocità in Sicilia, non serve il raddoppio della Catania-Palermo, serve invece ammodernarla con quelle cifre che erano scaturite da quell'operazione provocatoria Frecciarotta, con i 30, i 20, i 100 milioni di euro, ammodernare e velocizzare la Catania-Palermo e portare i tempi al di sotto delle 2 ore e 40. Quotidianamente sulla Messina-Catania-Siracusa viaggiano circa 6.000 pendolari, in Sicilia sono oltre 60.000 le persone che si affidano al treno per raggiungere i luoghi di lavoro o di studio. Si conclude il telegiornale, vi ricordo il prossimo appuntamento a 00:10 durante Linea Notte. È proprio tutto, buona serata. Adesso parliamo delle difficoltà e dei disagi vissuti dai pendolari di Giarre. È stato soppresso un treno sulla linea Catania-Messina, dunque tante le difficoltà per chi deve andare a lavorare all'alba e c'è dunque chi opta anche per l'autobus. Seguiamo Lucia Basso. Ci troviamo alla stazione ferroviaria di Giarre, sono le prime luci del mattino e qui transitano tantissimi treni carichi di pendolari. Io sono una pendolare che tutte le mattine mi sveglio alle 4 meno un quarto. Partiamo da Santa Teresa alle 5:10 e arriviamo a Catania alle 6:05, con tempi morti di 2 ore in stazione. Noi desideriamo che venga ripristinato il treno che c'era prima e partiva a che ora? Alle 6:10 per arrivare alla stazione in tempi utili alle 7
per poter prendere i mezzi che ci riguardano. Ma perché è stato soppresso? Non lo sappiamo e oltre devo dire che questo è stato fatto anche all'improvviso, noi non sapevamo niente. Noi lunedì siamo arrivati nelle stazioni e il treno era stato soppresso senza che nessuno dicesse niente. Viaggio da 25 anni e ultimamente ci siamo trovati proprio in una situazione insostenibile. Noi dobbiamo lavorare un giorno e dobbiamo fare 12 ore per lavorare 6 ore. I vagoni sono vecchi? Sono sporchi, sono sempre in ritardo e guardi, ormai siamo arrivati al limite. Paghiamo un abbonamento mensile anticipato e abbiamo il diritto di viaggiare in condizioni decenti, quando meno poterci recare al posto di lavoro a tutte le ore. Conviene più il pullman che non il treno? Da Messina sì, tant'è vero che su questo autobus delle 6.25 da Messina naturalmente è pieno di anche di qualche moglie di ferroviere o figli di ferroviere che materialmente non pagherebbero il treno e sono costretti a pagare l'autobus invece per arrivare puntuali sul posto di lavoro. Lei da dove parte? Da Giarre. Io non lavoro nelle miniere, lavoro in un ufficio e ci vorrei arrivare all'orario che mi è consentito. Invece a che ora parte e a che ora arriva? Alle 6:20 arrivo alle 6:10 a Catania. Non solo lavoratori ma anche studenti utilizzano il treno per raggiungere Catania. Sì, noi siamo pendolari, quindi viaggiamo tutti i giorni. Cosa non funziona? Diciamo perché hanno tolto il treno, io lo prendevo alle 6:20 e l'hanno tolto, adesso lo devo prendere più tardi alle 7 e arrivo quindi tardi a scuola. Siamo sul treno Fiumefreddo-Bicocca, ci sono qui ogni mattina tanti pendolari. Quali problemi? La puntualità, quella che non è molto, il punto forte di Trenitalia. E i ritardi mi comportano che ogni tanto devo poi recuperare l'orario perso. Ogni giorno ci ritroviamo seduti su dei sedili sporchissimi, proprio non ci appoggiamo neanche la testa perché sono sporchi. Questo è in finta pelle, ma molte volte è di stoffa e proprio non ci si può appoggiare. Fra l'altro che c'è il problema dell'influenza, abbiamo paura. Dunque tanti disagi, ma dal 2001 esiste il Comitato dei Pendolari, il coordinatore Giosuè Malaponti. Quali problemi? Nell'arco della giornata sono 5.000 i pendolari che viaggiano sulla Messina-Catania-Siracusa, di cui 4.000 sulla Messina-Catania e 1.000 sulla Catania-Siracusa. Non è possibile poter fare transitare un treno merci a danno di 4, 5, 6 treni dei pendolari che accumulano 20, 40, 60 minuti di ritardo. Non è più possibile che qualcuno intervenga, che si firmi questo contratto di servizio, che la regione siciliana adempia a quelli che sono i propri doveri per quanto riguarda il trasporto pubblico in Sicilia, perché è vero quanto ha dichiarato il nostro governatore della regione che i treni in Sicilia sono degni del Congo, però non ci sentiamo di essere africani comunque. Ne avevamo accennato all'inizio della trasmissione, parliamo adesso dei problemi di pendolari che sono costretti ad affrontare i pendolari, in particolare quelli di Catania, a migliaia, mentre rimbalzano voci allarmanti che riguardano le Ferrovie dello Stato, società che avrebbe deciso di usare la forbice in maniera pesante in Sicilia tagliando numerosi collegamenti. Ci dice di più Antonella Gurrieri. Sono sempre più insistenti le voci su una ventilata raffica di tagli da parte di Trenitalia che, secondo indiscrezioni, entro la fine del 2010 potrebbe sopprimere 44 treni regionali. Sono 5.000 i pendolari che giornalmente affollano la stazione centrale di Catania. Alle 7:15 il primo treno zeppo di viaggiatori arriva da Messina. A pochi minuti di distanza ancora il rumore di una locomotiva. Giunge da Siracusa e poi ancora un'altra da Catenanuova. Insomma, nel giro di mezz'ora migliaia di persone, impiegati, operai, studenti, arrivano da ogni parte della Sicilia orientale e già di prima mattina iniziano una vera e propria corsa contro il tempo e contro gli ostacoli di un servizio poco puntuale. Non mi volevo fermare a parlare con voi perché altrimenti arrivo in ritardo, perché poi ci sono gli autobus, l'altro incubo. Disagi, ritardi. Prendiamo ogni giorno il treno, veniamo da Catania. Quanto tempo ci state? Ci alziamo alle 6 e veniamo qui verso le 6. Arriviamo verso le 7:30. Prende ogni giorno il treno? Sì, tutti i giorni. Viaggio da Roccalumera a Catania. Quanto tempo ci mette? 1:10, 1:10, quando sono puntuale. Comunque chiediamo treni più veloci, più puliti e più puntuali. Perdiamo un sacco di tempo per fare neanche 45 km. C'è una vergogna. Nel 2010 vogliamo continuare a viaggiare in treno e che la politica attui tutte le strategie possibili affinché la gente continui a spostarsi, anzi ad incrementare quanta più gente a muoversi in treno. Buongiorno Sicilia, sono le 7:30, 21 secondi in questo momento, si apre un nuovo
Appuntamento con l'informazione di servizio della TGR della RAI. Oggi una puntata dedicata ai problemi di trasporto nell'isola, soprattutto dei tanti pendolari che ogni giorno viaggiano sia sul versante orientale che su quello occidentale della Sicilia. Ne parleremo anche con un ospite, poi ovviamente l'approfondimento delle notizie con il nostro telegiornale, ma adesso subito, ve lo anticipavo in apertura, una puntata oggi dedicata prevalentemente al problema dei trasporti nell'isola, soprattutto per chi deve viaggiare per lavorare, dei tanti pendolari che si spostano sia nella Sicilia orientale che in quella occidentale. Vi presento intanto il nostro ospite, Giacomo Fazio, che è il presidente del Comitato Pendolari Sicilia. Buongiorno, grazie per essere qui stamattina. Approfondiremo questo tema a breve, ma adesso subito facciamo il punto della situazione intanto nella Sicilia orientale con Letizia Vella. Vediamo. Ci troviamo nella stazione di Fiumefreddo, a pochi chilometri da Cireale e da Catania. Stazioni piccole come queste l'anno prossimo potrebbero scomparire e tutto verrebbe gestito da Palermo. Non scomparirà, se continua così, il problema legato alla sicurezza. Ho accanto a me Giosuè Malaponti, coordinatore del Comitato dei Pendolari che frequentano giornalmente la tratta Messina-Catania-Siracusa. Signor Malaponti, il problema della sicurezza è un problema che voi toccate con mano, si può dire, ogni giorno? Sì, è un problema che viviamo con mano. In realtà i fatti di venerdì di un fatto accidentale, mentre invece se andiamo a ritroso andiamo a rivedere quello che in realtà negli anni è successo da Taormina in poi. Bastano 4 gocce d'acqua per far franare parte della montagna sulla linea ferrata e quindi bloccare quello che è il traffico ferroviario, ma non tanto il problema del blocco, ma in realtà il problema di mettere in sicurezza partendo dal capo di Taormina fino ad arrivare al capo Santo Alessio, capo Ali e capo Scaletta, dove infatti negli anni sono verificati smottamenti e ringraziando Dio i fatti sono accaduti sempre di notte. Per fortuna molti di questi smottamenti sono avvenuti di notte, quando transitano treni merci o non hanno coinvolto i passeggeri, come per il regionale deragliato all'altezza di Taormina il 21 febbraio o quando l'8 maggio scorso è crollato il ponte di Valle Monachella, interrompendo l'unica linea ferroviaria che collega Caltagirone a Gela. Sulla dorsale ionica da tempo si invoca il raddoppio a monte della linea ferrata Fiumefreddo-Giampilieri, spesso troppo vicino alle case o al mare. Per 5 anni 2 miliardi stanziati dal CIPE sono rimasti nel cassetto perché i comuni interessati non si mettevano d'accordo. Ora l'accordo c'è, ma i fondi sono stati dirottati altrove e a breve si prepara un'altra rivoluzione. Oltre a cancellare i treni, cancelleranno anche le piccole stazioni. A breve la firma del nuovo contratto di servizio. Cosa chiede il Comitato dei Pendolari? Da 2 anni che aspettiamo che venga sottoscritto questo benedetto contratto di servizio fra la Regione Siciliana e Trenitalia. Quello che noi chiediamo è intanto di poter predisporre delle penali nei confronti di Trenitalia quando realmente si realizzano dei disservizi che ad oggi in realtà ciò non avviene, quello di poter acquistare i biglietti a bordo treno, quello di poter obliterare i biglietti a bordo treno. In Liguria e Lombardia è stato fatto, creando servizi utili a quanti il treno lo usano ogni giorno.